Riaperta anche alle auto la provinciale 227 per Portofino. Per i prossimi 2 mesi traffico a senso unico alternato sul tratto ricostruito. Tra incognite e speranze riparte la stagione turistica nel Tigullio. La riapertura della strada per Portofino, ottima occasione di promozione. Aperto il cantiere per la rotatoria all'uscita del casello autostradale di Lavagna, effettuati i rilievi e tracciato l'ingombro. I lavori dureranno in tutto 120 giorni. 60 anni guardando al futuro, successo a Rapallo per la festa dell'edizione del Levante del secolo XIX. Chiavari dal prossimo anno scolastico al via la succursale del linguistico. In Città Metropolitana ha accettato le condizioni del seminario per il contratto di locazione. Non c'è pace per l'asilo Merello di Zoagli. I 3 consiglieri del CDA della Fondazione, surrogati dal sindaco a dicembre, si sono dimessi. Ora la palla torna alla Regione. Servono interventi urgenti lungo la strada 586 della Val d'Aveto. La richiesta dei sindaci ad ANAS: con i ponti primaverili cresce l'affollamento, ma la strada è troppo pericolosa. Incidente in A12 fra Lavagna e Sestri, un camion invade la carreggiata opposta centrando in pieno una bisarca. Morte sul colpo le 2 persone a bordo del camion. Primi bilanci della Commissione Prefettizia di Lavagna. Dopo 3 anni di commissariamento del Comune, alcuni risultati importanti sono stati raggiunti. Rammarico per il dissesto. Giornata finale del contest Liguria Crea Impresa, ambiente, turismo, tecnologia, i 3 settori nei quali il Tigullio deve puntare per dare slancio ad uno sviluppo economico e generare lavoro. La gestione del liceo sportivo Giannelli di Chiavari sarà curata dal prossimo anno dall'opera diocesana Madonna dei Bambini Villaggio del Ragazzo, confermato l'impegno della diocesi. Un saluto a tutti e ben trovati all'appuntamento con il TG Guardando la settimana, la nostra rassegna dei principali fatti accaduti nel Tigullio negli ultimi 7 giorni. Iniziamo dalla giornata di lunedì, siamo tornati a Portofino dopo la festa della riapertura della provinciale 227 e domenica le auto sono ritornate a percorrere anche questo tratto. Ci sarà un senso unico alternato almeno per i prossimi mesi e questa occasione, la riapertura della strada, rappresenta un importante veicolo di promozione turistica del territorio secondo gli albergatori. Vediamo i servizi. Via, via, via. Sono da poco passate le 8 di domenica mattina, quando, scattato il semaforo verde, i pneumatici delle prime auto e dei primi scooter privati ritornano a percorrere l'asfalto della strada provinciale 227 per raggiungere Portofino. A meno di 24 ore dal taglio del nastro e dalla grande festa che ha richiamato nel Tigullio occidentale migliaia di persone per l'inaugurazione della fine del primo lotto di lavori, ha riaperto a senso unico alternato la strada di collegamento tra Santa Margherita Ligure e il Borgo, distrutta dalla mareggiata del 29 ottobre 2018. Il tratto di strada ricostruito nella zona della Cervara resterà a senso unico alternato regolato da semafori per circa 2 mesi, mentre proseguiranno i lavori. Il primo impianto semaforico è stato posizionato a un centinaio di metri prima dello scoglio della Carega, l'altro prima di Paraggi. Il passaggio pedonale, ora garantito accanto alla corsia unica, quando verrà concluso l'intervento sarà all'interno della carreggiata, che risulterà quindi ampliata rispetto alla precedente. Nei prossimi mesi verranno realizzati anche i marciapiedi e rifatti i muraglioni a monte. L'obiettivo è riaprire a doppio senso di marcia entro i primi di giugno. Adesso si apre a senso unico alternato e poi nei prossimi giorni già si lavorerà per arrivare a giugno, come abbiamo promesso, per avere la strada completamente a doppio senso e quindi tornare a quella normalità su cui tanto stiamo lavorando, su cui tanto stiamo investendo risorse sia di regione che del governo che ci sta in questo momento sostenendo in questa difficile partita. Con la riapertura ai veicoli della provinciale 227 è ripartito anche il collegamento ATP della linea 82, con nuovi mezzi più ecologici, nuovi orari, autisti formati con la lingua inglese. Il servizio garantirà un bus ogni quarto d'ora. Ogni giorno saranno programmate 87 corse per l'andata e 87 per il ritorno. Il costo del Portofino Pass è rimasto invariato, 3 euro per la sola andata, 5 euro per l'andata e ritorno. Titoli che, se acquistati a bordo, aumenteranno di €1. Non è che gli alberghi si sono riempiti, è stata comunque una bellissima manifestazione, speriamo che sia propedeutica per l'inizio della stagione, cioè per far capire alle persone che adesso finalmente è raggiungibile Portofino e non è cambiato nulla dall'anno scorso. Questo weekend non è che abbia giocato molto bene perché c'era il tempo incerto, quindi
c'è stata molta gente, ma probabilmente locale, e le presenze alberghiere non sono state esuberanti. Questo evento comunque può servire, è servito per rilanciare l'immagine del Tigullio, delle sue attrattive anche all'estero? Sicuramente sì, perché è finito su tutti i giornali, su tutte le televisioni. Praticamente è stato un messaggio che presumo sia arrivato, e mi auguro sia arrivato in tutte le case e che tutti abbiano recepito, che qui la normalità finalmente è ritornata. Eravamo già normali già da prima, però è stato un segnale adesso con l'apertura della strada e i collegamenti con Portofino. Si sta avvicinando il ponte di Pasqua, le festività di Pasqua, avete già prenotazioni? Che andamento abbiamo da questo punto di vista? Beh, ormai siamo abituati che le prenotazioni vengono all'ultimo momento e sono sempre legate agli eventi meteorologici, alla neve in montagna, ecco, quindi stanno aumentando lentamente. Probabilmente da ieri in poi aumenteranno dopo la notizia appunto che è tornato tutto come prima. In tema di lavori pubblici, a Lavagna ha aperto il cantiere che dovrà realizzare la rotatoria all'uscita del casello autostradale. I lavori dureranno 120 giorni. Parleremo poi della festa per i 60 anni dell'edizione del Levante del secolo XIX che si è svolta a Rapallo. Vediamo. Sarà un ovale il cui asse più lungo misurerà 25 metri. Attorno al suo perimetro ruoterà il traffico veicolare in entrata e in uscita dal casello autostradale e quello lungo via Moggia da e verso Lavagna. Sono iniziati i rilievi per la costruzione della nuova rotatoria che da qui ai prossimi 4 mesi verrà realizzata in prossimità dell'uscita della A12. A terra i primi segni indicano quello che sarà l'ingombro di una struttura attesa da anni e che finalmente con l'apertura del cantiere diventerà presto realtà. È un'opera, la cui realizzazione doveva partire già anni addietro per varie problematiche di carattere burocratico. La gestazione è stata lunga, è un'opera che comunque abbiamo seguito nel corso di tutto il commissariamento proprio per cercare di sbloccare e di superare le difficoltà che si erano create e insomma siamo contenti, ecco, di avviare i lavori prima che finisca il commissariamento. Gli uffici hanno lavorato in questo senso attivamente, anche gli uffici comunali? Certo, gli uffici comunali hanno seguito tutta quanta la procedura, abbiamo tenuto i contatti con il Ministero e con Autostrade proprio per cercare di superare tutte le difficoltà che erano state prospettate e per cercare di velocizzare i tempi al massimo. Infatti grazie alla collaborazione importantissima degli uffici del Comune siamo riusciti poi a raggiungere l'obiettivo. I lavori avranno una durata di 4 mesi, saranno sospesi in alcuni periodi particolari per evitare problemi di traffico. Questo tempo è necessario anche per consentire di lavorare soprattutto nelle ore notturne, nelle ore in cui c'è minor traffico, proprio per non ostacolare la viabilità. I lavori saranno sospesi anche nel periodo pasquale, proprio per favorire la mobilità dei turisti che comunque frequenteranno le spiagge lavagnesi. Ricordiamo che cosa verrà effettuato, quali interventi? Sì, allora verrà costruita una rotonda allo sbocco dell'autostrada proprio per rendere più agevole, più sicuro l'uscita, l'entrata dal casello autostradale. L'opera è stata finanziata anche con fondi regionali ed è stata inserita proprio tra le opere prioritarie per garantire la sicurezza della viabilità. Auguri al secolo del Levante, a cui noi del Tigullio vogliamo bene. Meno male, è importante voler bene, la relazione col territorio per un giornale è fondamentale, ma noi abbiamo preso questa occasione dei 60 anni di edizione del Levante per cercare appunto di alzare un po' lo sguardo, vedere che cosa c'è davanti a questo territorio che ha sofferto, viene da un periodo molto delicato, ma che ha, e anche stasera in occasione di questo dibattito è venuto fuori, ha delle peculiarità che possono essere spese, però bisogna avere anche un po' di coraggio in più forse di quello che c'è stato fino adesso per mettere queste peculiarità un po' più al servizio della comunità e creare una storia nuova. Questa è la scommessa che ha questo territorio, dobbiamo raccontarla tutti insieme e sperando davvero che sia una scommessa che si possa vincere. Oggi, stasera, avete organizzato un buon compleanno, una bella festa, la gente è molto contenta. Poi con Antonella Clerici, insomma, c'è stato anche nei dettagli, pensate.
Ma mi fa piacere che Antonella Crecci sia venuta con noi, dimostra che ha attaccamento a questo territorio che appartiene alla sua giovinezza e ai suoi ricordi, ha un legame con il nostro giornale, con il secolo, e questo mi fa piacere, ma sono magari così tutti i germogli che vogliamo provare a mettere per cercare di far crescere qualche cosa di utile poi a questo territorio, che poi un territorio dinamico e attivo è qualche cosa che un giornale anche è più utile, perché può raccontare qualche cosa di più interessante, quello che vogliamo fare. Antonella, facciamo gli auguri a questi 60 anni del secolo del Levante. Davvero 60 anni portati benissimo, perché insomma il secolo è sempre un grande giornale, il secolo XIX come dicono nella dicitura giusta, il Levante è una terra meravigliosa che io amo moltissimo e insomma speriamo che tutte queste problematiche che ci sono state in questi ultimi tempi vengano risolte con un'estate grandiosa dal punto di vista del turismo, davvero. Sei sempre vicino alle nostre parti e vieni spesso. Io vengo spessissimo nel Levante, diciamo che è la riviera che amo di più, anche se poi magari per ragioni di lavoro sono spesso a Ponente, sono spesso a Sanremo, ma anche a Sanremo sanno che io amo moltissimo il Levante, amo moltissimo in particolare Rapallo, che è proprio la mia città del cuore, quindi, ma comunque sempre Liguria. Allora, facciamo gli auguri per chiudere a tutto il Tigullio, questa unità che oggi si parlava. È bella questa unità tra i sindaci, perché questo, quando si sta insieme nell'avversità, poi si deve stare insieme anche nelle cose belle, e quindi adesso solo cose belle per tutto il Tigullio. Parliamo adesso del liceo linguistico, avrà una sede a Chiavari, sarà nel seminario vescovile, nei locali che la diocesi ha dato in affitto per il prossimo anno scolastico, è stato firmato il contratto. Parleremo poi dell'asilo Marello di Zoagli, per cui non c'è pace, continuano le difficoltà per la sua riapertura. Infine parleremo dell'appello dei sindaci dell'Alta Val d'Aveto, Zoaglio ma anche Borzonasca, per le condizioni precarie in cui si trova il manto stradale della provinciale 586. Sentiamo. Adesso è ufficiale, la succursale del liceo linguistico Davigo sarà ospitata nei locali del seminario di Chiavari. Oggi infatti la città metropolitana, con un proprio provvedimento, ha definito con la Curia l'accordo per il contratto di locazione. Una soluzione che diventa definitiva anche dopo il sopralluogo di ieri alla presenza del preside del Davigo, ente metropolitano e diocesi. Il contratto prevede l'utilizzo di 3 aule collocate a destra dell'ingresso del seminario più un locale ad uso segreteria. A breve inoltre partiranno i lavori di adeguamento, alcuni dei quali riguarderanno i servizi igienici. Le aule del seminario saranno utilizzate per l'anno scolastico 2019-2020 più una proroga per l'anno successivo, nel mentre l'obiettivo è di trovare una soluzione diversa e definitiva. Può prendere il via la creazione di un ciclo formativo fortemente voluto dagli abitanti del territorio, spiega Roberto Cella, consigliere delegato di Città Metropolitana, che aggiunge sarà anche in una collocazione logistica molto comoda per gli studenti, proprio nelle vicinanze della ferrovia. Soddisfatta anche l'assessore regionale all'istruzione Ilaria Cavo. La soluzione trovata, dice, non altera gli equilibri dell'offerta formativa, non scatena un effetto domino negativo con gli altri istituti e fa prevalere il buonsenso. Infine, da entrambe le parti c'è la gratitudine per la collaborazione offerta dalla diocesi e dal vescovo. Ovviamente con una disponibilità della diocesi che va riconosciuta, perché ovviamente l'unione un po' di intenti ha permesso di trovare una soluzione diciamo, alla collocazione di questo liceo linguistico, visto anche che le domande ci sono state e che quindi l'esigenza che era stata intercettata su Chiavari, e questo lo dico anche diciamo, per il consigliere delegato di Città Metropolitana che si è impegnato su questo, era un'esigenza reale, non era un'esigenza immaginaria. Non c'è pace per l'asilo Marello di Zoagli. Si sono dimessi infatti dal CDA della Fondazione i 3 membri surrogati dal sindaco a dicembre. Si tratta di Cesare Rinaldi, Filippo Grillo Ruggeri e Roberto Bavestrello, subentrati a 3 consiglieri dimissionari. I loro tentativi di rilancio dell'asilo non hanno trovato l'appoggio degli altri 2 membri del Consiglio, tra cui la Presidente, hanno spiegato in conferenza stampa. Così il 4 aprile scorso i 3 hanno deciso di lasciare l'incarico. Nonostante avessimo chiesto le dimissioni della Presidente per poter quindi dar corso a una nuova vita alla Fondazione, avendo la stessa rifiutato di dare dimissioni e avendo anche rifiutato di firmare la richiesta al Ministero per riaprire l'asilo a settembre, non c'era altra soluzione, nella speranza che le amministrazioni, la Regione e la famiglia Marello prendano posizione direttamente,
Soltanto dando le dimissioni potevamo far sì che questo avvenisse e infatti questo l'abbiamo fatto senza problemi. Entro il 31 marzo occorreva fare domanda al Ministero dell'Istruzione per essere classificati tra le scuole paritarie e poter tornare a raccogliere le iscrizioni. Rinaldi, Ruggeri e Bavestrello avevano anche trovato una cooperativa del territorio disponibile a gestire l'asilo. Tutto questo non è servito, la soluzione resta così molto lontana. Il tutto dipende, diciamo, parlando in gergo calcistico, la palla è in mano alla Regione. La Regione come referente della fondazione insieme con il Comune e la famiglia dovrà prendere delle decisioni in merito. Ecco. Con le prime dimissioni all'interno del CDA la Regione aveva invitato il Comune a procedere con la surroga. Il tentativo di conciliazione però non è andato a buon fine. Ora l'ente regionale potrebbe procedere con il commissariamento della fondazione. Io spero che tutto si risolva, perché a Gioagli l'asilo serve, naturalmente va pubblicizzato, potrebbe essere anche un'opportunità. Per quanto riguarda la scadenza al 31 marzo per poter essere inseriti come richiesta al Ministero dell'Istruzione, questo che cosa pensa? Intanto non è vero che non si può aprire l'asilo Merello senza aver fatto questa domanda, ok? Perché l'asilo Merello può aprire comunque. Questa domanda però va fatta per ottenere la parità ed avere i contributi regionali una volta che fosse aperto a settembre di quest'anno l'asilo Merello, cosa che io parlando con i consiglieri ho detto: ma scusate, non possiamo pensare di aprire un asilo a settembre senza avere i bambini, senza avere personale, avendo tutti questi debiti, le utenze chiuse. Loro volevano farmi firmare una semplice lettera senza mettere tutto quello che era obbligatorio mettere. Io ho detto no, se mi portate tutti gli allegati che ci vogliono e che non è possibile avere, perché noi non abbiamo più personale, lì ci voleva personale docente, ci voleva il POF, il piano educativo, tante cose, ho detto se me la portate completa allora la firmo. Invece mi hanno portato una letterina nella quale io dovrei impegnarmi a fornire dopo tutti questi documenti e incontro anche delle spese, e io non firmo un documento se non è perfetto e completo. Lei teme una possibile procedura di commissariamento ora da parte della Regione? Io ho già messo negli ultimi ordini del giorno anche l'eventualità di chiedere una procedura di commissariamento, cioè una liquidazione, proprio perché vedevo che non si riusciva ad avere un risultato nemmeno con questi 3 nuovi surrogati. Io facevo conto sul fatto che magari avessero un buon rapporto con il sindaco e tirassero fuori delle soluzioni. Così non è stato, anzi hanno impedito a me e Giorgis di formulare come CDA del Merello delle soluzioni che potevano essere a vantaggio del Merello, quella di vendere il campo sportivo, perché si può vendere, abbiamo un parere di un legale chiesto apposta e a nostre spese da me e da Giorgis, e potevamo anche offrire in locazione l'affitto per metterci la scuola. Ci sta tutta la scuola Terranoppiaggio intesa come elementare, e non ci sarebbero le classi medie, però si poteva allocare un modulo abitativo lì di fianco e avere servizio mensa dentro, avere i bagni, avere tutto quanto. Loro ci hanno impedito, anzi nell'ultimo CDA si sono alzati, se ne sono andati, non hanno più voluto deliberare niente. Le istituzioni locali alzano la voce per chiedere più attenzione per la strada 586 della Val d'Aveto ed in particolare per il tratto fra Borzonasca e Rezzoaglio. La parte più dissestata, secondo Città Metropolitana, è quella compresa fra Temossi a Borzonasca e Brignole a Rezzoaglio, ed in particolare per il comune della Val d'Aveto la zona più compromessa è quella fra Molini e Cabanne. Le condizioni della 586 sono vergognose, direi il termine appropriato, da oltre un anno. Non si hanno informazioni chiare e attendibili su cosa ANAS ha intenzione di fare nell'immediato. Hanno assicurato qui ai primi di maggio che cominciano i lavori di asfaltatura, ma è veramente una questione urgente, insomma, basta percorrerla per rendersi conto della situazione. Insomma. Quindi veramente speriamo che sia la volta buona. Ecco. Il passaggio di competenza su circa 300 km di strade liguri ad ANAS è del 1° agosto dello scorso anno, ma di certo la strada eredita un lungo periodo di manutenzioni ordinarie mancate. All'indomani del passaggio la situazione della 586 era comunque all'ordine del giorno e giudicata prioritaria, e in effetti i primi interventi di sistemazione erano partiti. A novembre avevano interrotto gli interventi di ripavimentazione dicendo che la temperatura era troppo bassa,
che avrebbero riniziato non appena le condizioni meteo lo avrebbero permesso, e quindi all'inizio della primavera, con un intervento che sarebbe stato di circa 200.000 euro per il ripristino della pavimentazione dei tratti più brutti. A marzo ci hanno detto che questo intervento non sarebbe stato fatto, comunque sarebbe stato ridotto, si parlava di un importo di 100.000 euro. Ieri mi hanno comunicato che non verrà fatto in Val d'Aveto questo intervento, verrà fatto a Carasco, e per la Val d'Aveto manderanno su un camion d'asfalto per tappare le buche. Ora per i sindaci un intervento complessivo il più possibile risolutivo non si può più rimandare, anche in vista dei ponti primaverili fra Pasqua e il 1° maggio che di solito portano molti turisti in queste zone. Il sabato e domenica proprio colonne di moto che percorrono la strada, di macchine che vengono a Piacenza, oltre ovviamente a salire verso le stazioni di villeggiatura, è frequentata, quindi ha urgenza di essere messa in sicurezza perché qualcuno potrebbe farsi veramente male. Ecco. La cronaca adesso, gravissimo incidente in autostrada sulla A12 poco prima del casello di Lavagna, 2 mezzi pesanti, 2 tir si sono andati scontrando, 2 le vittime che sono le persone a bordo del mezzo pesante che ha perso il controllo, traffico completamente paralizzato per l'intero pomeriggio di giovedì. Resteremo a Lavagna poi con il servizio successivo per parlare del bilancio che la Commissione traccia del suo operato a 3 anni appunto dall'insediamento dopo lo scioglimento del comune per mafia. Vediamo i servizi. Erano circa le 13:45 quando sulla A12 è successo l'incredibile. Un camion ha sbandato, ha invaso la carreggiata opposta e ha scontrato frontalmente una bisarca che viaggiava in direzione La Spezia. 2 persone sono morte. Il camion che trasportava piante viaggiava verso Genova, ha sbandato sulla destra e di rimbalzo ha invaso la carreggiata opposta, quella in direzione La Spezia. Qui ha scontrato frontalmente la bisarca, carica di auto, che viaggiava dunque in direzione opposta. Il fatto è accaduto alla fine della Galleria Madonna della Neve, poco prima dello svincolo di Lavagna. Difficile capire cosa abbia causato lo sbandamento del camion. Di certo c'è che invadendo la carreggiata opposta il mezzo è andato a sbattere contro la bisarca ma non ha coinvolto altre auto nello scontro. Nell'altra carreggiata infatti era presente un cantiere di lavoro e il traffico era incolonnato su un'unica corsia. Gli operai che stavano lavorando in quel momento sono riusciti a mettersi in salvo. I soccorsi sono stati immediati, ma purtroppo per le 2 vittime non c'è stato nulla da fare, sono morti sul colpo. Si tratta di 2 uomini, uno dei 2 è l'autista del camion che viaggiava in direzione Genova, la seconda vittima era seduta accanto a lui, uno aveva 49 anni e il secondo 24. Sul posto sono intervenute 2 ambulanze della Croce Rossa di Riva Trigoso ed una della Croce Rossa di Cogorno, i vigili del fuoco di Chiavari con 7 unità e la polizia stradale, giunta sul posto sia da Brugnato che da Chiavari e da Genova. La Polstrada sta portando avanti le indagini. In un primo momento è stato allertato anche l'elicottero dei Vigili del Fuoco di Genova che però ha fatto rientro in sede senza trasportare nessuno. Il conducente della bisarca, infatti rimasto illeso, ha rifiutato il trasporto in ospedale. L'autostrada 12 è stata chiusa per tutto il pomeriggio fra Lavagna e Sestri Levante in entrambi i sensi di marcia per permettere le operazioni di soccorso, i rilievi ed il sopralluogo del magistrato. Noi riteniamo di aver adottato tutti gli accorgimenti necessari e di aver agito appunto per contrastare questo rischio. Poi naturalmente la risposta l'avremo ex post. C'è ancora la presenza della mafia all'interno del comune di Lavagna. La risposta effettiva, ribadiscono i commissari, si saprà davvero con l'avvio del prossimo ciclo amministrativo, quando si capirà quanto la macchina comunale si confermerà davvero impermeabile ad ogni influenza esterna. Per arrivare a questo, però, per tracciare una strada il più possibile lineare e sicura, l'impegno è stato tanto in questi 3 anni di gestione commissariale. La triade, insediatasi nel giugno 2016, guidata nei primi 2 anni dal commissario D'Attilio e da settembre 2018 dalla dottoressa Triolo, ha lavorato su diversi aspetti. Abbiamo adottato una serie di accorgimenti che consentono di dare maggiore libertà ai dipendenti nell'esercizio del loro dovere, per cui di essere meno condizionati dall'esterno, eccetera. Penso a alcuni regolamenti su cui siamo intervenuti che riducono in parte la discrezionalità della pubblica amministrazione per consentire un maggiore rispetto alle regole o che comunque garantiscono una
migliore trasparenza. Sciolto per infiltrazioni mafiose, dopo l'inchiesta della Procura che ha portato alla luce intrecci decennali tra la politica e l''ndrangheta attiva sul territorio lavagnese, nel corso del tempo per il Comune sono venute a galla altre problematiche, prima fra tutte il suo precario assetto finanziario fortemente debitorio. Di qui la dichiarazione di dissesto, confermato con bocciatura della Corte dei Conti del piano di rientro presentato dalla Commissione. Decisione questa che ha lasciato un po' l'amaro in bocca dei commissari, che comunque tracciano un bilancio sicuramente positivo del loro operato. Siamo riusciti ad intervenire sulla struttura organizzativa del Comune, cercando di renderla meno permeabile ai condizionamenti esterni. Siamo riusciti ad intervenire su alcuni abusi edilizi che erano stati commessi sul territorio. Penso tra tutti alla demolizione della Veranda Ostigoni, che comunque era stato anche uno dei problemi che poi aveva portato allo scioglimento del Comune. E si è concluso il contest Liguria Crea Impresa, il concorso per premiare le idee migliori e dare loro un futuro anche di sviluppo economico. A Chiavari la premiazione, ma si è anche parlato dei temi che riguardano lo sviluppo del territorio. Vediamo che cosa è emerso. La Liguria è ricca di opportunità, lo abbiamo visto, a volte uno non ci pensa, ma basta vedere come sono diventate famose le Cinque Terre, i suoi borghi, e c'è tutta una opportunità da scoprire, basato proprio sul turismo e sull'alimentare, oltre una parte ovviamente anche di tecnologia focalizzata sul bacino di Genova. Rispetto dell'ambiente, turismo e tipicità del territorio, tecnologia. Sono questi i tre settori nei quali il Tigullio e tutta la Liguria devono puntare per dare slancio ad uno sviluppo economico che si traduca in lavoro. Hanno provato a farlo i giovani che in questi mesi hanno cercato di trasformare un'intuizione in un'idea imprenditoriale vera e propria attraverso il sostegno del contest Liguria Crea Impresa. 3 quelli che oggi saranno scelti tra i progetti più validi e con maggiori possibilità di sviluppo sui 9 che hanno partecipato alla giornata conclusiva a cui ha portato i saluti delle istituzioni il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. A dare ai partecipanti spunti e suggerimenti gli imprenditori liguri che li hanno incontrati faccia a faccia e che hanno cercato di indicare quali strade da seguire per lo sviluppo della loro idea imprenditoriale. Su questo dobbiamo puntare, a partire ovviamente dalle eccellenze che è l'Istituto di Tecnologia, al CNR, alla stessa università, e questo deve essere un ecosistema che insieme agli incubatori, questo è il caso principe, lo conosciamo, ma ce n'è anche altri, su questo si deve sviluppare veramente tutto un settore dell'innovazione che non può che portare dei grossi numeri. Noi come azienda in altri territori aiutiamo la creazione di start-up legate più al mondo dell'energia, delle tecnologie e dell'energia. C'è anche un movimento più spinto rispetto al passato da parte di fondi di business angels, li chiamano, che sono di primo sviluppo delle imprese e quindi di mezzi finanziari e di screening anche dei progetti di impresa più validi che si sta muovendo nel nostro paese. In passato siamo stati indietro rispetto al resto del mondo. Qualcosa si muove in quella direzione, quindi io mi auguro che fra qualche anno ne vedremo i risultati. Siamo così arrivati al termine di questa edizione del TG Guardando la Settimana. Spazio adesso al nostro approfondimento che è dedicato al Liceo Sportivo Gianelli. In settimana la comunicazione ufficiale che sarà il villaggio del ragazzo, l'Opera Diocesana Madonna dei Bambini, a seguire la parte formativa di questa realtà, la cui esistenza viene confermata anche grazie all'impegno della diocesi, e arriva anche il sostegno di diverse realtà del territorio, tra cui la Virtus Entella. Sentiremo proprio il presidente Antonio Gozzi che conferma questo. Vi lascio dunque al nostro approfondimento. Il TG Guardando la Settimana si conclude al termine e torna tra 7 giorni. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata. La gestione del Liceo Sportivo Gianelli di Chiavari sarà curata dal prossimo anno scolastico dall'Opera Diocesana Madonna dei Bambini, Villaggio del Ragazzo. Il Vescovo, in un incontro che si è svolto ieri sera con i genitori degli studenti del Liceo Sportivo di Chiavari, ha confermato l'impegno della diocesi annunciato già nei giorni scorsi a seguito delle difficoltà riscontrate dall'attuale gestore, ribadendo la volontà di proseguire e rilanciare l'attività della scuola secondaria di secondo grado. Monsignor Tanasini ha annunciato che la gestione della scuola dunque sarà seguita dalla realtà fondata
guidata da Don Nando Negri, con la costituzione di un nuovo ramo di attività. Per definire il progetto è stata organizzata una squadra di docenti, tutti con significative competenze nel mondo scolastico. I professori coinvolti stanno già seguendo in questi giorni l'elaborazione di un'opportunità che susciti l'attenzione delle famiglie del comprensorio per la sua qualità. L'obiettivo è quello di garantire un progetto educativo significativo che guardi al bene di ogni singolo alunno, sappia far maturare le competenze umane e risponda alle esigenze formative e lavorative della società attuale. Il rilancio del liceo Gianelli passa anche dal sostegno che è stato dato da importanti società sportive e da realtà imprenditoriali significative, pronte a raccogliere la sfida di una scuola davvero legata al territorio e alle sue opportunità. Per rispondere al meglio a questi aspetti, la diocesi ha seguito in queste settimane i primi passi del progetto con la collaborazione degli uffici per la pastorale della scuola e per la pastorale del lavoro. La prima classe del liceo sportivo dunque il prossimo anno scolastico partirà regolarmente. Attualmente sono disponibili ancora alcuni posti. Quando il vescovo Monsignor Tanasini mi ha interpellato relativamente a un progetto che potesse non solo salvare ma potenziare, arricchire la proposta didattica, l'offerta didattica del liceo sportivo Gianelli, di cui Lentella e i suoi atleti sono stati per molti anni utenti, ho risposto immediatamente sì, nel senso che ritengo che ci sia un grande spazio per una scuola che consente agli atleti di studiare e praticare al tempo stesso il loro sport preferito, e penso anche che ci sia la possibilità, con l'organizzazione di una didattica efficace nei contenuti e nell'organizzazione e come dire, finalizzata a sfruttare lo sport come strumento anche di lavoro e di vita dopo le attività sportive, mi sembra una bellissima idea e quindi ho dato al Vescovo di Chiavari tutto il mio sostegno e stiamo studiando come Entella le modalità con le quali concretizzeremo praticamente il nostro sostegno. C'è già qualche idea dal punto di vista didattico, dal punto di vista del sostegno economico? Che strade si intendono percorrere? Dal punto di vista didattico noi diremo la nostra, ma certamente non siamo i protagonisti dell'approntamento dell'offerta didattica. Il villaggio che è stato incaricato dal Vescovo di seguire questa iniziativa, il villaggio ha tutte le strutture, le capacità e la conoscenza per farlo. È una sfida anche per loro, ma è una sfida che hanno accolto con coraggio e con convinzione. Daremo naturalmente qualche consiglio da utenti e ci occupiamo di più della parte del sostegno economico. Stiamo pensando per esempio a un sistema di borse di studio, però lo discutiamo adesso con i dirigenti dell'Entella e quindi saremo più precisi una volta messo a punto il nostro progetto. Bisogna che non sia soltanto l'Entella a essere coinvolta in questa avventura, credo che ci siano altre società sportive che possono dare la mano e altri imprenditori che si possono in qualche modo impegnare per dare continuità a questa iniziativa, perché naturalmente non sarebbe né giusto né logico limitarsi a un intervento sporadico su un anno, bisogna dare continuità e sostenibilità nel lungo periodo. Anche potrebbe rafforzarsi il collegamento tra i ragazzi che sono ospiti dell'Acquarone, che comunque vivono qui lontano dalle loro famiglie, con questa istituzione scolastica. Sì, infatti noi abbiamo 18-20 pensionati all'Acquarone ogni anno che seguiamo con un tutoraggio scolastico molto, molto stretto, molto forte, di cui si occupa Sabina, mia moglie, con tutti i suoi collaboratori. C'è questo collegamento quindi con i nostri giovani e con quelli che di loro affronteranno il liceo, perché è comunque un liceo scientifico, quindi una scuola seria, impegnativa, ma poi io vedo una possibilità di collegamento anche con YLab, perché questo tema della digitalizzazione applicata allo sport, che è il tema di YLab, potrebbe in qualche modo coinvolgere anche il liceo. Oggi mancano professionalità in questo campo della digitalizzazione, dell'era diciamo proprio degli sviluppatori digitali. Un primo passo di formazione potrebbe proprio venire da questo liceo.